Sono partiti in questi giorni i lavori per l'ampliamento del pronto soccorso di Lavagna, che entro i prossimi 2 anni raddoppierà la propria superficie operativa, arrivando a quasi 600 metri quadrati. Il primo passo compiuto è il trasferimento dell'area dedicata alla traumatologia, che sarà allestita in una nuova zona di quasi 60 metri quadrati, liberando l'attuale che verrà interessata da un profondo lavoro di restyling. A brevissimo apriremo la prima parte che riguarda l'ampliamento della traumatologia ortopedia d'urgenza, quindi i locali che sono destinati al pronto soccorso per il trattamento delle patologie ortopediche e traumatiche, e quindi insomma questo già sarà un aiuto nei percorsi di cura che si svolgono all'interno del nostro pronto soccorso, perché permetterà di avere più spazio disponibile anche per le patologie invece di tipo internistico, quindi non traumatologico. Suddiviso in 3 lotti funzionali, l'intervento dovrebbe concludersi nel prossimo biennio. Doterà l'ospedale di Lavagna di un centro di primo soccorso all'avanguardia. Il numero di posti letto resterà invariato, ma la loro disposizione sarà decisamente migliorata, soprattutto nei periodi di grande afflusso alla struttura. Il primo trasferimento riguarderà, come vi ho detto, l'ortopedia, ma al contempo stiamo realizzando il nuovo accesso al pronto soccorso, che sarà un accesso provvisorio temporaneo con il nuovo triage per permettere i lavori sull'attuale, e quindi poi ci sarà uno spostamento di sedi fino al completamento del terzo lotto, che porterà al nuovo completo pronto soccorso rinnovato e ristrutturato. In che tempi verranno realizzati, bene o male? I tempi sono in questo caso un po' più lunghi se lo guardiamo nel complesso. Se li guardiamo nei vari step, un anno e mezzo, insomma, potremo già vedere degli importanti risultati.